amici bellini, un po' di cose che sono successe tra ieri e oggi, insomma, così abbiamo il rinnovo di Vergara ufficiale 2031, poi ha parlato di Lorenzo, ha parlato Lobotka, ha parlato il procuratore di Meret e di Lukaku, ci sono una serie di cose anche simpatiche e ci avviciniamo all'amichevole di domani con la Carrarese. Cominciamo! Allora, vediamo di fare un recap generale della giornata, di tutte le situazioni del Napoli, che insomma dobbiamo stare sul pezzo e speriamo di non dimenticare niente. Partiamo ovviamente dai ringraziamenti da parte mia nei vostri confronti per quelli che hanno visto il video di ieri, che era uno dei video più importanti. Tra l'altro voglio ringraziare Nando, un amico bellino che mi aiuta a tenere questa lista sempre aggiornata con altre uscite che di cui non avevo parlato ieri. Ci spostiamo. Ah no, scusate, questa è la radio tutto Napoli, che somiglia un pochino però sono allora, sì, abbiamo spostato da questa parte anche Vigliotti, Davino, c'erano notizie su Cioffi, insomma si sta sfoltendo quella che è anche la zona degli Under 22, che insomma non ti occupano niente in lista. Quelli importanti, come abbiamo detto, stanno qua. E al di là di quello, perché noi siamo una piccola community, cioè secondo me siamo una grande community su YouTube, non si trasla necessariamente su X, dove ci sono tifosi che non necessariamente seguono tutti i cazzi che io produco tutti i giorni, e quindi mi fa piacere che poi quelli di voi che insomma hanno visto qua, siete iscritti al canale, sì, immagino che se no potete farlo adesso, anche perché insomma anticipavo, posso fare quelli live che gli esperti, come vi avevo detto nella giornata di ieri alle 10:28 americane, mi è arrivata la notizia anticipata da me, primo il fatto delle cifre di Zerbin e di Asa. Fonte Transfer Market portano 2 milioni Zerbin e 2 milioni e mezzo Asa, sempre con quella percentuale di rivendita, quindi se non è Asa a 4,5 e Zerbin a 0 siamo lì, e quindi sono contento di non avervi detto una stupidaggine. Poi su X facessero la corsa quelli che si vogliono appropriare della notizia, io non campo di questo, io campo di racconto e di commento a quello che succede, non mi si fa duro a dire le cose prima degli altri, non mi è mai interessato, anzi a volte alcune cose che ho saputo ho preferito non dirle per una questione anche di opportunità, cioè se uno è molto infortunato e il Napoli prova a piazzarlo, meglio aspettare un attimo, però lasciamo perdere. E di base mi fa piacere che insomma si diffonda, a prescindere da dove arriva poi la notizia o il ragionamento, si diffonde il fatto che per esempio Gatti il Napoli in questo momento non lo può prendere, cioè rendiamoci conto, deve uscire qualcuno, cioè se escono tutti questi che vedete qua, comunque il Napoli non può mettere un altro che sia un over 22, quindi è una buona notizia. Per me è una buona notizia che abbiamo tutte queste liste bloccate, che almeno non può venire Gatti. Se deve venire qualcuno possono venire gli under, quindi teniamo l'idea di Thiago Gabriel sempre presente, e poi teniamo gli occhi aperti su quelli che possono essere dei movimenti in uscita che possono riguardare Lukaku. Su Giovane non se ne parla, quindi può essere pure che qualcosa può cambiare a livello anche di posizione in campo. Leggevo la probabile formazione per domani che ci dava Giuseppe Maiuri, match analyst. Calcio Napoli 24, ci possiamo spostare perché oggi non parliamo di liste e lasciate il like. Ci portava addirittura Giovane in attacco con Højlund e Politano, quindi potrebbe essere un Giovane a sinistra, il che conferma le voci insomma di qualche affaticamento, di qualche problemino per Alisson Santos, che in questo mi pare ha saltato un paio di sessioni di allenamento insieme anche a Lindstrom, quindi meno male che non c'è più Conte, altrimenti due coglioni fino a terra sui metodi di preparazione, vedi, li fa rompere sempre. Per fortuna quello riguarda il passato e guardiamo avanti, anche se
a ogni domanda che fa, la prima domanda che fanno ad ogni calciatore che poi viene intervistato: quali sono le differenze? State giocando di più con la palla, meno lavoro a secco, cioè sempre questo confronto, e che ti devono rispondere: sì, stanno utilizzando di più la palla, stanno facendo meno lavoro a secco, va benissimo, però le problematiche, quelle là di infortuni leggeri, capitano lo stesso, cioè non è questa la differenza. Anzi, è bene che si lavori, secondo me su questo Allegri fa bene, nel senso che, ve l'ho detto, io ho questa convinzione che poi 2 anni di lavoro con Conte sono pesanti, non sono per tutti, e quindi ricominciare un altro anno e andare duro con la corsa, con l'intensità, secondo me non sarebbe stata una grossa idea. Quindi bene più lavoro con la palla, bene che si cerchi di sviluppare anche delle azioni, insomma, codificate per arrivare al gol, perché abbiamo sempre quel problema là e dobbiamo cominciare a risolverlo. Del giocare più con la palla, allenamenti più con la palla, ne ha parlato sia Di Lorenzo che Lobotka ha anche detto: mi sto concentrando a mangiare bene il che, se la leggi in un certo modo, diciamo, sto consulando, proprio qual è il mio obiettivo? Mangia buona, proprio invece no, significa devo ritrovare ovviamente la forma, voglio restare in forma, perché poi stanno girando queste fotografie, io una l'ho postata anche io, quella di Politano post rigore contro l'Arezzo, insomma si vede che Politano non sta proprio slim, lean e thin come l'abbiamo visto altre volte. È anche probabilmente normale post vacanze, l'importante è mettersi subito al passo, perché poi non si può sopportare avere giocatori fuori forma, poi significa partire col doppio handicap. Già la squadra è vecchia, se la squadra vecchia non si mette subito in forma andiamo in grossa difficoltà. E uno dei vecchi è ovviamente il capitano Di Lorenzo, che ha parlato anche di, perché tutto 0-0, non c'è stato niente di rivoluzionario in questa conferenza. C'è stato un passaggio dove Di Lorenzo all'inizio dice, perché si parlava, mi pare Rachmani ha detto che con Allegri sono più liberi di parlare, così Di Lorenzo lo ferma e dice: ha detto anche che potevamo parlare anche prima, cioè non facciamo passare, e mi fa piacere che viene anche dal capitano, non facciamo passare che prima vivevamo in una dittatura dove nessuno poteva dir niente. Non è così, ovviamente. Però a Di Lorenzo hanno chiesto anche di Vergara, e su Vergara insomma c'è un momento di spaccatura anche nella tifoseria, perché è girato un video dove c'è un contatto Vergara-Giovane si fa male, si rotola e resta a terra, e Vergara non si ferma a controllare come sta il compagno, a chiedere scusa per l'intervento duro. Poi tra l'altro è un intervento contemporaneo, cioè non è che Vergara gli è entrato nelle gambe, uno scontro di gioco normalissimo. Io quando vedo quella roba, io Vergara mi fermerei a chiedere: come stai, tutto a posto, scusami se ti sei fatto male tu e io no. Verrebbe naturale tutto questo. E sto leggendo insomma un po' di tifosi che dicono: non te ne salire di testa, perché che è anche un problema di procura, è chiaro, no? Si fa 2+2, dice Vergara ha voluto importunare a Giovane, così Politano si tiene il posto, e diventa difficile quando sono troppe le cose che riguardano un solo procuratore anche smorzarle certe voci e certi pensieri. Però al di là di tutto io sono molto contento che il Napoli abbia rinnovato uno dei nostri talenti. Abbiamo visto come sono importanti anche i vivai, perché altrimenti non puoi fare una squadra di 25 di un certo livello. Un bel bump importante a livello di stipendio, perché passa da 300.000, 400.000 a 2 milioni, che secondo me è un bump forse anche troppo grosso, secondo me. Giuffri ha fatto il suo dovere evidentemente, ma lo avevamo già anticipato quando sono uscite poi le voci Vergara, il Como, adesso ci guardiamo intorno. Era una bussata a un rinnovo importante ed è arrivato, il che ci porta poi a pensare: ma perché poi Kvara non aveva avuto quello stesso trattamento? Il Napoli ci aveva provato, lo ricordiamo, eccetera eccetera. Inutile tornare al passato. Secondo me bene che si sia fatto senza andare a ripercorrere gli errori del passato, bene che si sia fatto, era normale farlo, e bene così. In conclusione, mentre De Laurentiis insomma si è fatto un battibecco con una tifosa Rea di indossare insomma una maglia
tarocca del Napoli, e quindi si è presa la cazziata del presidente, conseguenti poi commenti sotto, la maglietta originale costa troppo, oppure no, va fatto bene il presidente a dire non mirate. Sembra quasi che sai, poco. Allora, queste cose qua, voi lo sapete come la penso. Io apprezzo che il Napoli venga incontro ai tifosi con la replica, e anche con la replica della replica che si trova sulle bancarelle o su alcuni negozi specializzati. A Fuorigrotte ci sta, l'ho vista, insomma, la qualità si abbassa, però te la prendi almeno dal Napoli. E vi volevo portare dietro le quinte di quello che è il mio canale YouTube un attimo, perché con l'intelligenza artificiale YouTube ti permette di, se vuoi delle ispirazioni, clicca qui e vediamo cosa i tuoi followers vogliono parlare, magari ci sono degli argomenti. Vi faccio vedere un po' di opzioni. Questa è la prima schermata che è bellissima. Vabbè, alcune cose insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Ovviamente AI tira a indovinare, alcuni argomenti non sono pregnanti, per esempio il nuovo Osimhen che il Napoli deve andare a pescare in Africa. Sappiamo che il presidente non ama queste cose qua, però è incredibile come why keeping Politano is a mistake unless we sign a world class replacement. E non è l'unico esempio, perché se tu scorri dici no, dammene altri 6. Beyond Politano, is Lukumi the missing piece to fix our defensive nausea. Incredibile, devono mettere Politano in mezzo anche se si parla di difensori. Alcune cose che riguardano Maradona, Conte, Spalletti, insomma AI cerca di stare al passo con quello che succede. Il vice di Lorenzo Mystery, why Napoli refuses to sign a backup defender. E quindi, come vedete, Giuffri comanda anche il dietro le quinte dell'intelligenza artificiale di YouTube. Sta veramente, è incredibile. E anche qua, why Napoli avoids il vice di Lorenzo, proprio lo evita un vice di Lorenzo e sceglie adattamenti tattici invece di trovare un vice di Lorenzo. E poi anche investigating the medical stuff, why Napoli players keep falling in pre-season camp, tutti questi infortuni così, si sa, Rongoni, si sa, Conte, eccetera eccetera. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per il vostro ascolto, per la vostra pazienza. Stanno giocando anche altri amichevoli, avete visto il Milan, eccetera eccetera. Ne parleremo su Calcio Fluido. Se siete arrivati fino a qua probabilmente già sapete di Calcio Fluido, se no andate su Calcio Fluido, che sto preparando la stagione dove parliamo anche delle altre squadre. Se ne parleremo.